In onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici e bentornati a Regioniamoci Sopra, qui Giuliano Zulin, Radio Libertà. Come sempre parliamo di autonomia, regioni, riforme, cambiamento, cioè tutto quello che serve al nostro Stato italiano per diventare più moderno, meno sprecone, più efficiente, per far star bene ovviamente la gente, perché l'obiettivo finale non è che noi siamo innamorati di una riforma o di una particolare forma dello Stato, come dire, come fosse un'ideologia. A noi interessa un sistema che sia più veloce e snello e che ci faccia star bene tutti. Sappiamo, leggiamo che il ministro Calderoli dovrebbe portare in Consiglio dei Ministri a giorni il nuovo disegno di legge delega per attuare il famoso titolo quinto, per attuare l'autonomia differenziata, che conterrà più o meno, sappiamo che dopo i rilievi della Corte Costituzionale, doppi rilievi, dopo i ricorsi presentati da 4 regioni, che per la prima volta la Corte Costituzionale, chiudo questa parentesi, ha affrontato l'attuabilità del famoso titolo quinto della Costituzione, modificato dal centrosinistra nel 2001 e confermato da un voto popolare sia nel 2001 che nel 2016, lo ricordiamo sempre, per quelli che dicono no, l'autonomia non va bene. La democrazia in teoria ha un valore e noi lo seguiamo. Detto questo, dicevamo che la nuova disegno di legge delega Calderoli, che dovrà essere licenziato dal Consiglio dei Ministri, poi dovrà essere approvato dal Parlamento, quindi poi dalle varie commissioni, chiaramente, in modo da accelerare, no, questa riforma che è prevista nel programma del centrodestra, che ha portato il centrodestra appunto a vincere le elezioni nel settembre del 2002, e che comunque è, come dice anche il presidente Zaia, cioè o la fai per necessità o non è che la fai per diletto, si deve fare per necessità, perché come dicevamo la autonomia differenziata e il regionalismo porta a un efficientamento della macchina pubblica, il che vuol dire meno sprechi, lo ribadiamo sempre, anche oggi, e ovviamente servizi migliori, perché chiaramente se devi essere più attento a come spendi i soldi e certamente hai gli occhi puntati anche da parte dei cittadini per quanto riguarda la gestione dei quattrini pubblici, è ovvio che cerchi, per essere riconfermato, di essere più efficiente. Efficienza che tra l'altro emerge nella gestione dei bilanci pubblici da parte delle regioni. Allora, sappiamo benissimo che il sistema italiano è ovviamente centralista ed è un sistema che ha generato quasi 3.000 miliardi di debito pubblico, più o meno, insomma, no? Ecco, allora noi vediamo, per esempio, leggendo la fotografia che scatta la Banca d'Italia per quanto riguarda il debito e il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, al 31 dicembre del 2004 il debito delle amministrazioni pubbliche era pari a 2.965,7 miliardi. È aumentato ovviamente rispetto ai 2.868,4 miliardi del 2023, scusate. Allora, l'aumento, vediamo benissimo che in base ai sottosettori, il debito consolidato delle amministrazioni centrali, quindi Stato centrale, è cresciuto di 99 miliardi a 2.883 miliardi, mentre il debito consolidato delle amministrazioni locali, regioni, comuni e vari enti territoriali si è ridotto di 2,6 miliardi a 82 miliardi, mentre il debito degli enti previdenza è rimasto stabile. Quindi lo Stato ha speso di più, certo lo Stato ha speso di più perché deve foraggiare, tappare il buco dell'INPS ogni volta, perché non stiamo a aprire quel capitolo lì. Poi lo Stato deve giustamente aiutare le persone, paga i debiti di interessi sul debito pubblico, che è monstre, lo sappiamo qual è, però sappiamo anche, e noi lo diciamo sempre, che lo Stato centrale, per sua natura, non per l'incapacità, diciamo, degli amministratori o di chi ne fa le veci, è inefficiente, oppure anzi è meno efficiente di una amministrazione locale territoriale, ma semplicemente per il fatto perché l'amministrazione territoriale locale sa dove spendere meglio in maniera più mirata e quindi dà i soldi dove servono e soprattutto
sta attenta che non vengano sprecati, anche perché i soldi son pochi. La parsimonia e la capacità di gestire, nonostante tutto, nonostante gli sprechi, nonostante quello che sappiamo delle amministrazioni locali, si vede che appunto i debiti delle amministrazioni locali si sono ridotti e sono appena di 82 miliardi. Appena, voi dite son tanti, certo che son tanti 82 miliardi, però sappiamo anche che le regioni gestiscono la sanità, bene o male che sia, sappiamo tutti la situazione della sanità italiana, che non dipende solo da incapacità gestionale, ma dipende anche dal fatto di scelte politiche sbagliate fatte negli anni scorsi, tipo numero chiuso per i medici, tipo non aver investito sugli infermieri, tipo anche aver detto, parliamo dei governi Monti in poi, andiamo a ridurre la sanità, tanto chi se ne frega, no? Poi abbiamo visto che col Covid abbiamo scoperto che in realtà il problema della sanità era ben più grave rispetto ad altri paesi, ad esempio la Germania, però poi con il PNRR, non è che la sanità sia stata la voce più attenzionata, anzi la voce di spesa più bassa all'interno del PNRR è proprio quella legata alla sanità, più o meno una ventina di miliardi. Quindi uno dice: abbiamo compreso la lezione o no? Chi lo sa, però è anche vero che se i soldi del PNR partono da Bruxelles e vengono gestiti al 70% praticamente dal Ministero dell'Economia, deciso questo del governo Conte e poi ribadito dal governo Draghi, per cui questo governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni deve seguire quel percorso lì, non è che puoi cambiare le carte in tavola ogni secondo. Dicevamo, un 30% poi è gestito dai comuni, no, in compartecipazione. Le regioni sono state tagliate fuori, se non per alcuni provvedimenti, quasi bandiera. Ricordiamo a tutti che si diceva, il governo Draghi disse: "Dai, scegliete un progetto bandiera che poi lo finanziamo." Però non è così che funziona, no, anche perché le regioni, abbiamo appena detto, dimostrano che nonostante tutto nonostante tutto siano in grado di gestire in maniera anche, civile, anche perché poi faremo un raffronto indicativo, i soldi pubblici. Certo, non tutte le regioni sono uguali e sempre andiamo a vedere, ehm, com'è il sistema del debito PIL, no, perché poi sappiamo che un debito può essere alto o basso, però sempre rapportato a qualcosa, no, cioè se rapportato a una ricchezza che cresce, il debito certo che è alto, ma come dire, è sostenibile, nel senso che puoi pagarlo. Mentre un debito, alto con un PIL basso, è ovvio che diventa sempre più insostenibile. Faccio un esempio: l'Italia c'ha 3.000 miliardi di debito pubblico, più o meno, e circa 2.000 miliardi più o meno di PIL. Quindi il rapporto, come sappiamo, è ben superiore al 100%, 150%, 130, insomma quella roba lì. E, uno dice: "Ah, il debito italiano è alto." Sì, in rapporto alla ricchezza che produci. La Germania c'ha più o meno 3.000 e passa, 3.500 quasi miliardi di debito, quindi ben più alto di noi in cifra assoluta, però ha un PIL che è praticamente, forse superiore, quasi 4.000 miliardi, e quindi è ovvio che hanno un debito PIL ben più basso, cioè tipo 60, 70 o 70, 80%. Questo bisogna sempre ricordare, ma non solo per l'autonomia, per tutto, che bisogna sempre raffrontarlo a qualcosa, non certo in valore assoluto. È come se noi guadagnassimo 1.000 €, ma la vita costasse, 1 € una cena, saremmo miliardari. 1.000 € con una cena che costa 50 €, non siamo tanto miliardari. Dicevamo, il debito delle amministrazioni locali, fotografate da Banca d'Italia, riferiti ai dati, i dati sono stati diffusi a fine febbraio di quest'anno e sono riferiti al 2024. Notiamo innanzitutto una cosa molto positiva, che praticamente dal 2017 al 2024 il debito delle amministrazioni locali in percentuale al PIL nazionale, cioè perché prima dicevamo solo 82 miliardi hanno le amministrazioni locali di debito pubblico, no, però anche rapportato, non riesco a dire rapportato, vabbè, rapportato al PIL è molto interessante perché nel 2017 avevamo prendiamo il debito un debito consolidato che era più o meno poco più del 5% del PIL e adesso siamo più o meno al 3,7, 3,8% del PIL. Quindi abbiamo ridotto di molto. Il debito non consolidato, perché sappiamo ci sono anche che è quello più veritiero, diciamo alla fin fondo,
perché è ovvio che il debito consolidato vuol dire che ci sono delle voci di bilancio dei debiti all'interno appunto dei conti dei bilanci che non sono stati inseriti in un percorso e rimangono lì da pagare, che in qualche maniera qualcuno dovrà saldare, magari vecchi, magari non lo sa. Comunque il debito non consolidato, cioè è la somma di tutti i debiti. E lì nel 2017 eravamo più o meno al 7,5% del PIL, parlo del debito degli enti, delle amministrazioni locali nei confronti al PIL nazionale, quindi enti locali su PIL Italia. Eravamo più o meno al 7,5% nel 2017 e adesso siamo scesi al 5% del PIL. Quindi paradossalmente, vuoi per manovre particolari, vuoi anche per capacità degli stessi amministratori da nord a sud, da est a ovest, cioè comunque inseriamo qui anche i comuni ovviamente, no? Anche per taglia, bisogna dire la verità, però intanto è calato, no? Il debito delle amministrazioni locali riferite al PIL. È calato, siamo dal 7,5, siamo passati al 5%. Certo è che c'è una differenza tra regioni e regioni. Allora, cominciamo a vedere, diciamo, chi ha il debito PIL, parlo di regioni e amministrazioni locali per regione, quindi qua ci mettiamo dentro la regione, le province, i comuni. Allora, prendiamo le regioni a statuto speciale adesso e poi andremo a vedere. Allora, per quanto partiamo dal nord, la Val d'Aosta nel 2022 aveva più o meno un 4% di debito PIL, sceso poi a più o meno 2,5 nel 2023 e nel 2024 più o meno siamo a 1,6, 1,7 di debito PIL, quindi grande manovra di rientro. Trentino Alto Adige eravamo di poco sopra il 2%, 2023 siamo arrivati più o meno al 2% e adesso siamo sotto il 2% di debito PIL. Parlo anche qui amministrazioni locali, regionali, cioè è debito regionale complessivo, cioè regione, provincia, comuni, sul PIL regionale, per vedere l'efficienza, no? Abbiamo detto così, Trentino Alto Adige l'abbiamo detto, Friuli Venezia Giulia, andiamo veloci, eravamo più o meno al 2,5, poi 2,3, 2,4, adesso siamo a 2,2. Poi andiamo giù a Sicilia, ecco, allora no, fermiamoci a Sardegna, che non ha debiti fuori non consolidati, è tutto consolidato, quindi tanto il cappello, e qua eravamo a un 4,5 di debito, anzi un 5% di debito PIL, è sceso più o meno leggermente a un meno di 5%, che ha un debito PIL che è il doppio rispetto a quello, per esempio, del Friuli Venezia Giulia e ben più del doppio rispetto a quello di Val d'Aosta e Trentino Alto Adige. Fermiamoci un attimo e andiamo avanti con le altre regioni. A fra poco, ciao! In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci, ragioniamoci sopra, Giuliano Zulin, Radio Libertà, stiamo parlando del rapporto debito-PIL delle regioni, cioè regioni, debito delle amministrazioni pubbliche locali di una determinata regione in confronto al PIL regionale. Dati della Banca d'Italia, non ci inventiamo niente qua ovviamente. Abbiamo appena parlato delle regioni a statuto speciale, 4 in particolare, ovviamente Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e adesso ci mancava la Sicilia. Allora la Sicilia parliamo del debito non consolidato perché facciamo allora il consolidato, cioè vuol dire che quello c'è un percorso certo. Eravamo a un 7% debito PIL, adesso siamo sotto il 6%. Bene, il non consolidato è superiore al 10-11% del 2022, che però scende più o meno a un 8 e qualcosa, 8,5, quasi 9, non consolidato. Che comunque vuol dire che c'è un percorso di rientro. Abbiamo detto prima, tutte le regioni, bene o male, chi partiva indietro, chi partiva molto avanti, ha un percorso di miglioramento delle proprie finanze pubbliche.
Partiamo adesso dalle regioni a statuto ordinario. Piemonte, adesso non stiamo a dire com'era, come non era, abbiamo detto che tutte sono migliorate, parliamo solo del dato del 2024. Piemonte siamo su un rapporto debito-PIL, allora ricordiamo sempre l'Italia, Stato centrale italiano, c'è un rapporto debito-PIL tipo del 135, una roba così, no? Ecco. Debito-PIL della regione Piemonte, insieme al territorio Piemonte, siamo intorno al 6%. Lombardia 2%, Veneto tra consolidato e non consolidato siamo quasi sul 3%, Liguria 4% circa, Emilia Romagna 2%, Toscana circa 4%, Umbria più o meno 5%, Marche 3%, oserei dire, Lazio, qua andiamo su, siamo all'11% di un rapporto debito-PIL, con molto debito non consolidato. Ricordiamo sempre che per esempio Roma Capitale dal 2008 in poi è aiutata da un finanziamento diretto del Ministero dell'Economia di 200-300 milioni l'anno che è intervenuto per abbattere i vecchi, anzi non dal 2008, dagli anni 10 diciamo, è intervenuto per abbattere il debito perché eravamo arrivati sui 13-14 miliardi di debito di Roma Capitale e la fiscalità generale, quindi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è intervenuto ogni anno con un assegno che stacca, ma così anche per altri comuni, abbiamo detto Napoli, no? C'è stato, come dire, vi ricordate i famosi salva comuni, no? Molti comuni sono stati aiutati, non voglio dire che è giusto o sbagliato, ognuno ha la sua idea, sappiamo benissimo anche noi quale sia l'idea giusta. Detto questo, Lazio appunto ha un debito PIL del 11%. Abruzzo siamo intorno al 5%, metto dentro il consolidato e non consolidato io. Molise circa 8%, Campania un po' come il Lazio, cioè sull'11%, Puglia siamo intorno al 3,5%, Basilicata circa 4%, Calabria esplosione totale 14%, però eravamo ben più alti, bisogna dire, eravamo più o meno al 16% debito PIL, è la regione più indebitata rispetto al PIL in Italia. E poi vabbè, le abbiamo finite tutte perché avevamo già parlato delle regioni a statuto speciale prima. Allora, possiamo dire che complessivamente le regioni più virtuose, regioni io lo ribadisco intendendo insieme delle amministrazioni pubbliche dentro un territorio regionale, cioè regione stessa, province e comuni e altri enti ovviamente, allora possiamo dire che le regioni più virtuose spannometricamente sono Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, che hanno più o meno un debito PIL intorno al 2 o addirittura inferiore al 2%. Le regioni peggiori sono Calabria, che ha un debito PIL più o meno intorno al 14%, Lazio, Campania con un debito PIL intorno all'11%, peggiori in senso, in base a questi risultati ci mancherebbe altro, precisiamo. E poi abbiamo detto e Sicilia e Molise se la giocano più o meno con la Sicilia però con un 9% debito PIL e il Molise intorno all'8%. Allora, questo perché abbiamo parlato di 'sta roba qua? Perché adesso, abbiamo detto, si sta entrando nel vivo della discussione della nuova legge Calderoli per l'attuazione dell'autonomia differenziata, che vedrà una disegno di legge delega che poi sarà approvato dal Parlamento e che conterrà poi dei decreti ministeriali che fisseranno dei LEP, i famosi livelli essenziali di prestazione, e poi fisseranno anche le funzioni che più o meno sono 500, abbiamo sempre detto qua, che andranno, perché non più le materie, ma le funzioni potranno essere trasferite alle regioni per l'amministrazione ordinaria, chiamiamola così. Ecco, cioè se vediamo che c'è un'efficienza maggiore dal punto di vista delle regioni, no, perché l'abbiamo detto prima, anche la Banca d'Italia, ma la Banca d'Italia lo dice, cioè tra debiti consolidati e debiti non consolidati, le amministrazioni locali hanno migliorato di gran lunga le loro in base al PIL, sono migliorate con tagli e tutto, magari i servizi son peggiorati, però vuol dire che l'amministratore locale è, paradossalmente, capace di gestire, ma lo sappiamo, ma per definizione noi lo diciamo sempre, perché è ovvio che è migliore, perché
spreca meno, no, cioè non è che non spreca. Perché invece a proposito di sprechi, noi qui a Ragioniamoci Sopra vogliamo essere trasparenti, è uscito uno studio molto interessante in Spagna, no? Abbiamo appena detto che adesso, il debito peggiore, se vogliamo dire peggiore, in Italia rispetto al PIL di una regione è quello della Calabria, che siamo sul 14%. In Spagna invece c'è una roba incredibile, nel senso che dal 2003 i debiti sono esplosi. Qua c'è uno studio meraviglioso della Fedua, che è praticamente la Fedua è un po' la federazione degli studi economici spagnoli, molto molto seguita. In sostanza loro dicono che i debiti delle comunidades autonome si sono triplicati in 20 anni. Nella Comunità Valenciana è cresciuto fino al 40%. La cifra in valore assoluto, però, lo ricordiamo sempre, è passata da 61 miliardi del 2023 a 317 miliardi del 2003, scusate, a 317 miliardi del 2023. Allora noi vediamo che c'è stato in questi 20 anni in Spagna praticamente siamo passati da 61 miliardi di debito delle comunidades, cioè più o meno delle regioni, a 317 miliardi. Allora uno dice, però cavolo, cioè vedi che se fai l'autonomia esplodono i conti pubblici delle regioni locali, delle regioni, delle comunità autonome. No, perché poi se andiamo a vedere, in Italia abbiamo avuto abbiamo in assenza di una vera autonomia come c'è in Spagna, perché c'è in Spagna resta un tot di soldi nel territorio, c'è una concorrenza anche fra le varie comunidades, che l'abbiamo spiegato qui a Ragioniamoci Sopra, che però permette anche uno sviluppo, perché lo sviluppo spagnolo è stato ben superiore in termini di percentuale di crescita dal 2001 fino a oggi rispetto anche all'Italia, no? Detto ciò, e anzi addirittura regioni che invece erano magari povere, spalla della Galizia, sono quelle che magari hanno performato meglio rispetto a altre regioni, nel senso come tasso di crescita, no? Questo grazie a un'autonomia forte come quella spagnola, no? È vero, sono aumentati anche i debiti, però è anche vero che di quanto è aumentato il debito pubblico italiano complessivo, cioè noi se andiamo a vedere il debito centrale, che però non ha migliorato l'efficienza, anzi forse ha peggiorato i servizi, no? Perché quando dicevamo prima Mario Monti decide di tagliare la sanità dall'alto, o altri governi che decidono di intervenire dall'alto, non sanno i servizi poi territoriali quanto sono utili proprio chilometro zero, diciamola così. Quindi cosa succede? Che in Spagna è vero che è triplicato il debito delle regioni locali, no, delle comunidades autonomas, però nello Stato centrale italiano il debito, parlo del 2011, non so, quando Berlusconi fu mandato a casa, si dimise, eravamo a più o meno 1900 miliardi, poi sono arrivati quelli bravi, no? Dopo le letterine della BCE, da Mario Monti in poi, quelli bravi, e con la ricetta dell'austerità il debito pubblico, togliamo quei 150 miliardi legati al Covid, benissimo, siamo comunque sui 3.000 miliardi. Abbiamo fatto 1.000 miliardi in 10 anni, più o meno, poco più di 12 anni. Cioè vuol dire, ragazzi, che forse la ricetta era sbagliata, no? No, poco da dire, anche perché poi in realtà non è che tutti le comunidades hanno visto un esplodere i conti. Punto. La Comunità Valenciana è arrivata al 42% del PIL, che comunque sia è sempre meno dello Stato centrale spagnolo, che è intorno al 100, e comunque sia è sempre poco, ed è metà della Germania più o meno. Poi c'è Castiglia-La Mancia, Catalogna 31, Murcia 30, Madrid addirittura 13% del debito PIL, País Vasco 14,6%. Cioè, quindi voglio dire, non è che tutti hanno sprecato, tutti hanno speso, ma soprattutto come hanno speso. Perché se noi andiamo a vedere com'era la Spagna nel 2003 e com'è la Spagna ora, servizi migliori,
una capacità di attrarre capitali, investimenti, imprese nettamente migliore rispetto, purtroppo lo diciamo, nonostante sia la Spagna, nonostante l'Italia abbia invece una capacità, una storia, una tradizione molto più elevata in termini di manifattura rispetto alla Spagna, per vari motivi. Alcune imprese scelgono la Spagna. Questo non vuol dire che la Spagna è meglio dell'Italia, ci mancherebbe, ma è secondo me un modello da guardare per dire dove possiamo ulteriormente migliorare. E il miglioramento può passare proprio dalle comunità, da una maggior autonomia che in alcuni casi, lo sappiamo, aumenterà il debito, ma non è che il debito o gli sprechi non ci siano adesso in assenza di autonomia, anzi. La roba bella invece dell'autonomia è che viene certificato tutto, no? Chi fa cosa, chi spende, come spende, mentre adesso nei famosi calderoni, lo diciamo sempre, per esempio il Fondo Sanitario della Sanità, ogni anno c'è questa trattativa, quasi, chiamiamolo così, mercato, non diciamo di cosa, dove le regioni trattano, mettono, cambiano, forcano, disfano delle categorie per avere ovviamente più finanziamenti legittimamente per il proprio territorio e inseriscono criteri di anzianità. Poi però vediamo che in alcune regioni i servizi sono belli, altri sono brutti, la gente si sposta. Allora questo, dico io, non conviene invece fare una maggiore autonomia, che abbiamo visto che siamo capaci di, i nostri amministratori sono capaci di gestire, locali sono capaci di gestire in autonomia. Una maggiore autonomia sicuramente migliora i conti pubblici, abbatte il debito, non abbatte il PIL, anzi lo fa crescere, e se hai più soldi in tasca da spendere puoi solo che migliorare i servizi e la vita dei tuoi cittadini. Ci vediamo la prossima settimana, come sempre qui Giuliano Zolin, Radio Libertà, ragioniamoci sopra, e sempre buona autonomia a tutti. Ciao!